Bentrovati, si apre una nuova settimana che ci porterà naturalmente sempre più verso il Natale e quindi settimana importante, ma anche e soprattutto per lo sport. È stato un weekend intenso che andiamo tra poco a raccontarvi. Vi ricordo che ci potete vedere ed ascoltare e anche e soprattutto in modalità on demand su www.venetoglobe.com, mentre sul canale 95 del digitale terrestre ci potrete vedere nelle due regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, per l'appunto canale 95, ma attenzione perché Caffè TV 24 è la televisione dove potete vedere il vostro TG sportivo, ma la potete vedere un po' in tutto il nord Italia. Andiamo subito a scoprire le principali notizie e allora ci sono stati i sorteggi oggi a mezzogiorno per quanto riguarda la Champions League di calcio. Gli abbinamenti? Vedremo se juventini e romanisti sono rimasti soddisfatti o meno. La Juventus se la dovrà vedere con l'Atletico Madrid e la Roma con il Porto. Andiamo a parlare di Serie A perché è tutto pronto per ritornare in campo, anche in questo caso prima della pausa natalizia. Inter batte Udinese 1-0, Torino-Juventus, il derby l'ha vinto la Juve per 1-0, poi Cagliari-Napoli ha vinto all'ultimissimo minuto il Napoli battendo il Cagliari per 1-0, Napoli che accorcia le distanze e si porta a -8. Roma-Genoa finisce 3-2 per la Roma che però non soddisfa ancora De Francesco se volete appunto va di pari passo la cosa che insomma non soddisfa Di Francesco la sua Roma e la Roma non è contenta di De Francesco, vedremo quello che succederà. Stasera si gioca Atalanta-Lazio, mentre domani Bologna-Milan e c'è Pippo Inzaghi contro appunto il suo vecchio Milan. In Serie B oggi grande sfida, quella tra Verona e Pescara, mentre si è già giocato Ascoli-Cittadella, terminato 1-1, Crotone-Venezia, altro pareggio, sempre 1-1, l'altra Veneta, il Padova, ha riposato. Andiamo in Serie C, nel girone B con questi risultati: Triestina batte Feralpi Salò 2-0, a Vicenza si perde ancora contro il Ravenna, questa volta Ravenna batte il Lanerossi Vicenza 2-1, il Pordenone invece mantiene salda la vetta confermandosi leadership, vince 1-0 anche contro il Gubbio. Vicenza-Ravenna, come ho già detto, 2-1 per il Ravenna e il Virtus Verona ha battuto il Fano per 1-0. Scendiamo in Serie D, girone C, siamo alla 16ª giornata se non erro, esatto, e allora questi risultati: Adriese San Donà 2-0, Cartigliano Belluno 2-2, Chions batte Clodiense 1-0, Cerlins Musane e Tamai 1-1, Delta Rovigo San Giorgen 2-2, Este Carzichiampo 2-2, Trento Campodarsego 1-1, Feltre batte Levico Terme 5-0 e Virtus Bolzano Montebelluna 2-2, un punto solo per la formazione di Checco Feltrin che stava vincendo fino all'ultimo. Adriese il comando con 34 punti, Arzichiampo 28, Campodarsego ed Este 26, il Montebelluna sempre più in mezzo alla classifica con 23 punti ma lanciata verso l'alto. Eccellenza girone B, qui siamo alla 15ª giornata, questi i risultati: Addistrana passa Lia Piave per 2-1, Liventina Calvinoale 2-2, a San Martino di Lupari sorpresona, Porto Mansuè 1, Luparense 0, alla formazione di Andretta grazie al gol di Ignago vince e porta a casa 3 punti importantissimi. Mestre ed Eclissi Careni Pivigina 1-1 con vittoria sfumata proprio al 94esimo per l'Eclisse che vinceva 1-0 con gol di Zanetti. Union Pro Real Martellago 1-1, Union QDP batte Giorgione, altra sorpresa 1-0, San Giorgio Sedico conferma, batte il Nervesa per 3-0, Vittorio Veneto prende 3 punti, salvezza importantissimi contro il fanalino di coda Tombolo, 2-1 la vittoria, ha riposato il Treviso sempre più in basso anche con questi risultati. Promozione girone D, 15ª giornata, Caorle Villorba 1-1, Conegliano Vazzola 2-2, a Cornuda passa il Prodeco Montello 3-1 sul Cornuda Crocetta, Fontanelle Vedelago 0-0, così pure Fossalta Piave 90, Opitergina batte Lovis Spresiano 1-0, Porto Gruaro batte Favaro 2-0, ZTLL Sinistra Piave cede in casa per 3-2 alla Juve
Giulia Sagittaria. Comanda sempre il Portogruaro, lanciatissimo alla vittoria del campionato, 37 punti, però deve fare i conti con il Prodeco Montello, 35. Se amate il calcio a 5, questa sera grande partita a Dosson per la Came Dosson, che nel posticipo serale affronta a partire dalle 20:30 circa il Latina per la 10ª giornata di campionato della Serie A. Lasciamo il calcio e passiamo al basket. In A1 maschile Venezia batte Brindisi 70-59 e Trieste batte Avellino, pensate, 110-64, meno 46 per Avellino, figuraccia. Venezia seconda dietro a Milano. In A1 femminile di basket, sempre Venezia, ancora l'Umana davanti a tutti, ma Schio sale al secondo posto a meno 4. E ora la squadra che ci interessa più da vicino, TV Basket Treviso, dopo la vittoria contro Forlì, vince anche a Roseto contro gli Sharks per 67-58. TVB seconda dietro la Fortitudo a meno 2. Ora 2 impegni casalinghi. Si comincia il 23 affrontando Ravenna. Ma andiamo a sentire Max Menetti al termine della gara. Siamo stati bravi a non perderla una partita di questo tipo, perché c'erano tutti i crismi perché fosse la classica partita tra Bocchetto, la classica partita dove ne vieni fuori anche con le ossa rotte, perché la verità Roseto ci ha messo in grave difficoltà soprattutto a livello offensivo, ma noi abbiamo fatto una serie di sciocchezze durante tutta la partita che ci hanno fatto soffrire fino all'ultimo secondo. Poi siamo stati anche bravi e abbiamo trovato Barnett, che invece aveva fatto molto male per tutta la partita, che ci ha tirato un po' fuori le castagne dal fuoco, e abbiamo fatto una partita, è vero, difensivamente nei numeri buona, ma non nella qualità di quello che abbiamo fatto, perché comunque anche negli errori non siamo stati i soliti. Era una partita dura, tra Bocchetto lo sapevo perché qualche capello bianco lo cominciava anche a perdere, gli altri li ha persi tutti, i bianchi comincia a perdere anche quelli bianchi, però probabilmente non ho abbastanza messo in guardia la mia squadra, perché non abbiamo giocato con quel tipo di autorità, quel tipo di concentrazione, quel tipo anche di autorevolezza che avevamo usato nell'ultimo periodo. Poi ci sono grandi meriti di Roseto perché ha dato a livello difensivo una fisicità che oggettivamente ci ha messo in difficoltà, e questo bisogna fare i complimenti. Ho sentito parlare, scusate se faccio una cosa che non mi competerebbe, però è vero che perché ho visto le statistiche di Simone Pieric ha cambiato completamente il ritmo difensivo della squadra, perché gli ha dato coraggio, ha giocato con grande determinazione, sempre al limite, un po' come facciamo anche noi tutti, ma ha dato veramente grande coraggio difensivo alla squadra. Quando scendeva noi prendevamo un po' di fiato, diciamo così, quindi è stata dura, l'ho detto, sono 2 punti importanti perché per noi sono veramente importanti, però di questa partita noi dobbiamo prendere un grande insegnamento, che giocare partite del genere in tutti i campi si perdono normalmente. Ecco. Il Bro è da 2 settimane che ha un problema al tendine d'Achille, abbiamo provato a portarlo prima della partita a fare riscaldamento, ma ancora male, quindi purtroppo il Bro speriamo di recuperarlo per sabato prossimo la partita con Ravenna. Quindi prossimo incontro Ravenna, e quindi in bocca al lupo ancora a Max Menetti e a tutto l'ambiente. Andiamo in A2 femminile, dove il Ponzano Basket era andato in fine settimana a Udine contro la Delser. Purtroppo altra sconfitta per la compagine di Sottana, che perde 55-32. Ora c'è un'altra trasferta prima di Natale a Castelnuovo Scrivia, ultimo impegno del 2018, poi si ritornerà nel mese di gennaio in casa al Palacicogna. Ancora basket con la Ruker Sanve, che ha perso in casa 64-61 al Palasport System sabato sera contro Vicenza, che era reduce da ben 5 sconfitte di fila. Il quintetto di Vicenza ha reagito e ha vinto contro gli uomini di Mian, che non sono stati mai in grado di chiudere la gara, soprattutto nel primo tempo. E allora sentiamo proprio un deluso Marco Mian. Quando ci eravamo sentito circa una ventina di giorni fa avevi detto giustamente: arrivano due squadre preoccupanti, insomma, che potevano preoccuparti, e anche questa sera questo Vicenza ha fatto il colpo. Sì, secondo me, adesso io non voglio togliere i meriti a Vicenza, che comunque non vorrei essere, come dice Velasco, chi
chi vince festeggia e chi perde spiega. Complimenti a loro, hanno vinto una partita tosta. A me rimane il rammarico di questi up and down pazzeschi che noi abbiamo. Facciamo 2 quarti sulle regole che ci siamo dati, difendendo bene, e poi magari era una serata che non eravamo brillantissimi al tiro, insomma succede tutto quello che vuoi, e poi a un certo punto non so, ci si chiude la vena, ci si chiude la spina, ci si stacca la spina e rinunciamo, sbagliamo tiri facili, ci cominciamo a terrorizzare, cominciamo a... che devo dire, continueremo a lavorare lì e questo possiamo fare, continuiamo a lavorare su queste situazioni qui, ne stavamo parlando adesso, capire come mai c'è, per quanto, ripeto e ribadisco, lo ripetiamo finché vogliamo, però non possiamo aggrapparci al fatto che siamo una squadra giovane, cioè non possiamo vincere 3 quarti e un quarto finire 21-6 per loro. Giocando dopo che hai fatto 2 quarti fatti bene, secondo me, i primi 2 quarti fatti bene, e improvvisamente è bastato che loro facessero un po' più di rumba, un po' più di mani addosso e noi ci siamo persi via. Però onestamente vi dico, spiegazioni, se mi chiedete perché, non le ho. L'unica cosa che può essere ancora soddisfacente è questa classifica che bene o male siamo tutti là. Sì, è chiaro, però ragazzi, esatto, a me, io analizzo partita per partita, non guardo quello che sarà o non guardo quello che è stato, cerco di capire cosa sta succedendo in quei momenti dove noi ci spegniamo e cerchiamo di lavorare lì. Adesso faremo un'attenta analisi, per quanto l'abbiamo già fatta e rifatta, secondo me è anche una questione di fiducia, di coraggio, di voglia di continuare a... Le partite ciclicamente non finiscono dopo un quarto, neanche dopo 2, ma ci possono essere degli up and down, però se hai dei down così pesanti dopo diventa difficile, e siamo anche stati bravi, abbiamo sbagliato il tiro del pareggio, però ci complichiamo la vita così. Riprenderemo questa intervista con Marco Mian perché abbiamo avuto modo di parlare anche dei giovani che ha fatto ruotare, ne parleremo nelle prossime giornate. Prossima gara in trasferta a Desio. Lasciamo il basket e passiamo al volley, cominciamo dal volley femminile, Imoco Volley Conegliano che torna alla vittoria in campionato contro Firenze 3-1, si prepara adesso alla Champions e alla trasferta di Schwerin in Germania dove la formazione è già arrivata. Imoco ha vinto a Firenze 3-1, sentiamo al termine della partita una stratosferica Monica De Gennaro. Abbiamo il libero di Conegliano Veneto, Monica De Gennaro. Allora, io ti ho eletta migliore in campo, la signorina Silvia Croatto invece era più per Samantha Fabris. Da dividere con te però, Hai giocato 3 set meravigliosi, hai preso praticamente di tutto. Sei contenta di questa tua prestazione? Allora, sono contenta della prestazione della squadra perché magari non siamo ancora molto brillanti a livello magari fisico e di gioco, abbiamo ancora delle intese da limare nonostante giochiamo magari con alcune dall'anno scorso, però magari ci sono dei momenti in cui la stagione in cui dei meccanismi si rompono e no, non è che si rompono, magari vanno un po' aggiustate ancora un po' di intese e quindi questo è un periodo così e sono contenta perché non era facile venire qua al Bisonte e vincere perché comunque loro sono una buona squadra, molto equilibrata e quindi siamo felici del risultato. Senti, a tuo giudizio vittoria meritata? Ma secondo me sì, perché magari loro hanno vinto il secondo set ma abbiamo fatto tanti errori noi in quel set. Loro ci sono sempre state attaccate, però secondo me nei momenti clou del primo, terzo e quarto set abbiamo magari nel finale set saputo spingere un po' di più. Squadra in Germania, dicevamo, e quindi Moki De Gennaro, grandissima la sua prestazione. Dopo la perdita di Miu Nagaoka per infortunio, la Imoco Volley Conegliano certifica e ufficializza l'arrivo dell'americana Karsta Love, che nei primi giorni del 2019 sarà a Conegliano e si aggregherà quindi alla squadra di coach Santarelli per il prosieguo della stagione. In bocca al lupo anche a lei. Benetton Rugby per chiudere, contro gli Harlequins c'è stata la sconfitta in Challenge Cup, purtroppo 20-9, punteggio pesante, ma quello che è più preoccupante è che si perde la leadership del girone e si perde, o ci auguriamo di no, la possibilità di rimanere e di entrare nei quarti di finale. Ne parliamo nei prossimi giorni. A tutti voi buona serata, buona giornata e ci ritroviamo naturalmente domani.